Se è vero che il governo non sarebbe caduto sull'autonomia, è altrettanto vero che se oggi avessimo l'autonomia sarebbe stato difficile giustificare la caduta del governo. Ed anzi contrattacca: il blocco dei 5 Stelle sulle 23 materie su cui il Veneto ha chiesto di poter decidere è stato un falso problema. Non posso accettare, me lo lasci dire, che si dica che l'autonomia non è stata fatta, lo dicono sempre i 5 Stelle, perché Zaia chiedeva troppe materie. E allora io dico, ma perché non l'avete data al Piemonte che ne chiedeva 12 e non 23 come noi, o alla Emilia Romagna che ne chiedeva 15 e non 23 come noi e come la Lombardia? Poi si dice che tutta questa partita è una partita che non ha un progetto, c'è un nostro progetto, non c'è invece quello dei 5 Stelle. Però guardi, per tagliare la testa al toro c'è solo un sistema. I 5 Stelle in Consiglio regionale del Veneto hanno votato la nostra proposta di autonomia con le 23 materie. Adesso dicono che sono troppe, per cui non abbiamo avuto l'autonomia. Intanto il vice premier Salvini ha ritirato la sua squadra ed ora il premier Conte non potrà non tenerne conto. Tutto preme per andare alle urne al più presto. Io spero che sia un governo nostro, però le dico che spero vivamente che non si facciano governi di transizione. I cittadini devono essere rispettati, si vada a votare, se si rispettano le date, ai primi di novembre possiamo avere un primo ministro incaricato che presenterà i suoi ministri. E a chi paventa venti di dittatura, con Salvini premier replica: nessuno di questi si preoccupava di quando Renzi aveva il 42% in Veneto e la Lega era il 3%. Adesso si sono capovolte le fasi, e quindi la Lega ha il 40%, 38% a livello nazionale, ha quasi la maggioranza, se non anche di più, a livello regionale, e adesso si preoccupano di chi prende tanti voti. Questa è la democrazia, se no bisogna fare una legge in Italia e dire che nessuno può superare una certa quota di consensi, ma questo vuol dire dedicare l'Italia all'ingovernabilità.